Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino, benvenuto. Buon pomeriggio. Grazie di essere ancora con noi. Cominciamo subito, sindaco. Catania avvia la maxi bonifica di via Ungaretti, che per tanti anni era stata ridotta a una discarica abusiva. Vediamo il servizio di Tonino De Mana insieme, sindaco. La controffensiva dell'amministrazione Trantino contro gli incivili passa anche da via Ungaretti, trasformata per anni in discarica abusiva ed ora sottoposta ad un massiccio intervento di bonifica. Dopo le tante segnalazioni dei residenti e i nostri servizi denuncia, è stato avviato un maxi intervento per rimuovere tonnellate di rifiuti che rendevano quasi impraticabile la strada, bloccando l'accesso ad alcuni terreni comunali e privati. L'incendio di maggio, che ha messo a repentaglio anche la vita di alcuni animali, è stato forse l'input per fermare l'incontrollato ed ingiustificabile abbandono dei rifiuti. Cerchiamo di restituire al nostro territorio un'area che per anni è stata deturpata da incivili che sistematicamente hanno abbandonato ogni tipo di rifiuti. È un'operazione complessa perché c'è da rimuovere tonnellate di spazzatura. Sì, tonnellate di rifiuti e in questo momento per esempio si sono accorti gli operatori che ci sono anche rifiuti speciali. Completata la bonifica c'è un altro step, forse quello più difficile, quello di evitare che la discarica torni ad essere presente in via Ungaretti. Infatti questo processo avviato oggi porta appunto a preservare questo territorio. Con il sindaco abbiamo pensato proprio a delle soluzioni anche drastiche, quelle di impedire l'accesso, telecamere e anche vigilanza da parte della polizia locale compatibilmente con le esigenze del corpo. La signora Agata, che più volte si era rivolta alla nostra redazione, tira un sospiro di sollievo. Io principalmente voglio ringraziare l'assessore Pesce perché ha preso a cuore questa situazione come in altre zone. Ringrazio voi perché mi siete stati di grande sostegno e di grande aiuto. Le bonifiche, precedute da un'accurata ricognizione, interesseranno anche Fondo Romeo, via Calliope e l'area circostante, l'istituto comprensivo Vitaliano Brancati a Librino. Quindi un piano importante, sindaco. Torniamo a via Ungaretti, abbiamo visto l'assessore Pesce inquadrato e anche che ricordava che dopo la rimozione dei rifiuti sarà fondamentale tenere lontano gli incivili, perché poi ci può essere il ritorno purtroppo. No, certo, questo intanto mostra il sistema di città che più mi piace, con chi segnala, una redazione giornalistica che raccoglie la segnalazione e la gira all'amministrazione ed essere poi collaborati da ottimi assessori come appunto Massimo Pesce. Intanto quello che non è stato ancora detto, immaginiamo quanto sarà il costo di questa operazione. Notevole. Assolutamente sì, che poi ovviamente andrà a grattare quella Tari di cui tutti comprensibilmente ci lamentiamo, ma ci rendiamo conto come non riusciamo poi ad abbassarla per effetto di questo abbandono indiscriminato, generalizzato e folle. Non avrei come definirlo altrimenti. Rispetto alle soluzioni da adottare per impedire che si verifichino di nuovo, tanto su via Ungaretti quanto su via Calliope e via Fondo Romeo, stiamo immaginando anche delle scelte che se hanno un costo, mi riferisco per esempio a dei cancelli, nello stesso tempo è un costo che noi andiamo poi a risparmiare nel momento in cui andiamo a pulire. Però vede il problema è sempre quello: se si trattasse di un costo che noi risparmiamo definitivamente perché chi va a abbandonare i rifiuti si ravvede vedendo che vi sono degli impedimenti, benissimo, ma nel momento in cui invece queste bestie vanno semplicemente, dirottano i rifiuti verso altra destinazione, allora non ci abbiamo risolto nulla. È un problema sempre che noi dobbiamo in qualche modo avviare a soluzione, e anzi ho sbagliato a utilizzare quel termine prima, non dovevo chiamarle bestie, però ogni tanto purtroppo voi comprendete la rabbia che monta dentro, perché è una lotta impari, ma dappertutto, in tutti gli angoli delle strade, stiamo veramente provando a fare cose impossibili. Mi scusi, poco fa parlava di cancelli, conferma quindi? Sì, naturalmente dobbiamo capire, perché è una proposta che noi rivolgeremo anche a chi ha attività e abitazioni all'interno di quelle aree, per capire se è una soluzione che loro condividono, perché loro dovrebbero poi, avrebbero telecomandi e tutto per accedere. Dobbiamo capire però se sotto il profilo del flusso di traffico, della regolarità viaria, possono comportare qualche problema. Se per esempio i vigili del fuoco ci dicono no perché a noi viene difficile conservare telecomandi o altro, è tutto un lavoro in divenire che stiamo facendo anche con l'ufficio traffico urbano per capire se possiamo adottare delle soluzioni più definitive. Però ecco, quando ho buttato il rifiuto, magari immaginate il volto di vostro figlio
e chiedetevi se è giusto che vostro figlio abiti in una città così. Ricordo i numeri per scrivere i vostri WhatsApp brevi, per favore: 342 74 55 005 e la mail che è Sicilia24 a numero, Sicilia24 Focus, tutto attaccato, @telecor.it. Ci ha fatto piacere che il sindaco un minuto fa ha ricordato anche il nostro ruolo e per esempio dobbiamo osservare con soddisfazione che è stato rafforzato il piano di pulizia con le idropulitrici, e possiamo vedere già qualche immagine, se la regia è d'accordo, sulle strade della città, diverse strade in base appunto, come avevamo segnalato qualche tempo fa, da spazzatura e sporcizia. Su indicazione dell'amministrazione Trentino le ditte specializzate sono intervenute, le vedete al lavoro in molte strade, e in via Duca degli Abruzzi. Quest'ultimo intervento, ricorderete, era stato sollecitato da una nostra telespettatrice che si era rivolta proprio nel corso della trasmissione al sindaco direttamente, che era nello stesso esatto posto dove si trova in questo momento. Ecco, vedete al lavoro le idropulitrici, ci sono anche in diverse altre città, comprese capitali europee. Parigi per esempio funziona abbastanza usualmente così. Non è una cosa di cui dobbiamo vantarci, perché è una cosa standard, un servizio standard che peraltro dobbiamo effettuare meglio, l'abbiamo detto ieri alle società che effettuano il servizio di raccolta, perché non dobbiamo noi mettere, come si suol dire, la cenere sotto il tappeto. Cioè, ok, il spruzzare l'acqua con ammonio quaternario, che è quello che dà anche quel profumo gradevolissimo, ma nello stesso tempo dobbiamo anche provvedere a sfalciare, pulire prima e poi eventualmente passare l'acqua. Ma lo stiamo facendo perché troppe volte ci siamo occupati di via Duca degli Abruzzi, lo stiamo facendo a tappeto su tutta la città, gradualmente agiremo sulle altre strade. Questo è un dato estremamente positivo, ci fa molto piacere sentirlo dalle sue parole, Sindaco. E a proposito di Playa, c'è un report, come diciamo noi abitualmente, di Legambiente, quindi è tornata di attualità la questione dell'inquinamento, sì o no alla Playa. Ci sono anche articoli quotidiani, ne siamo occupati un po' noi. Qual è la situazione? Ma guardi, noi chiaramente qua dipendiamo dagli accertamenti che eseguono altre autorità, altre amministrazioni. Laddove ci dicono che c'è un divieto di balneazione, o meglio che noi dobbiamo disporre di divieto di balneazione per la presenza di batteri, noi lo facciamo. Adesso è arrivata una decisione del TAR che invece impone la sospensione di quel divieto, e quindi ripristineremo la condizione. Ma noi siamo, non dico spettatori, ma in qualche modo assistiamo alle valutazioni che compiono altri soggetti e ci adeguiamo. E al momento qual è? È positiva? Diciamo. Sì, in questo momento è positiva, pertanto probabilmente, non so se già in giornata, revocheremo il divieto di balneazione. Però stamattina leggevo per esempio un dato diverso sul giornale locale relativamente ai dati acquisiti da Goletta Verde, quindi ci adegueremo. Sì. E poi il vero problema è che se noi non interveniamo sul sistema di fognatura, se noi finalmente non realizziamo un sistema di fognatura tanto in città quanto alla zona industriale, avremo sempre difficoltà. Perché lì non è tanto la città, è anche la zona industriale? Sì, sebbene poi alcuni scarichi come Forcire giungono dalla città lato monte, quindi la fognatura in zona industriale dobbiamo pensarci noi come comune, ma la fognatura in città ci deve pensare il commissario per la depurazione. Lo incontrerò domani per capire a che punto siamo, perché sta diventando una questione veramente annosa. Non è possibile che noi il nostro mare non riusciamo a farlo diventare una risorsa di sviluppo turistico come dovrebbe essere in qualunque città. Infatti più volte ne abbiamo parlato di questo, lei ne ha parlato. Sì, e purtroppo temo ne parleremo ancora tante altre volte. Speriamo in positivo. Parliamo anche di Onnina, il porticciolo. Anche questa è una questione un po' controversa e non chiarissima, perché abbiamo letto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, mi corregga se sbaglio, ha sbloccato i lavori della Tortuga, quindi di questa impresa privata, diciamo, chiamiamola così, mentre non possono essere effettuati lavori o cambiamenti senza autorizzazione, diciamo, di interventi nel molo, il molo storico. Allora, qual è la situazione? Lei ce lo può spiegare? Allora, per quello che io non ho letto ancora la decisione, è una vicenda veramente balorda,
perché il CGA aveva sospeso i lavori per il privato, per conto del privato, richiamando anche il progetto di rigenerazione urbana del Borgo di Ognina del comune di Catania, perché noi abbiamo subito detto: scusatemi, noi stiamo abbattendo il ponte, vogliamo riqualificare l'intero borgo, questo pontile galleggiante nel mezzo, nello specchio acque, a nostro avviso collide con l'idea di prospettiva libera sul mare, e hanno accolto anche sulla base di questo rilievo, oltre che sugli altri proposti dai bravissimi legali che assistevano le parti ricorrenti. Inspiegabilmente ieri, nei giorni scorsi, è venuta fuori una nuova decisione che ha interpretato autenticamente quel provvedimento di prima, dicendo: no, il molo che già c'è non deve essere toccato, il pontile galleggiante invece può essere realizzato. Mi chiedo, ma se voi fate perno sul progetto di rigenerazione urbana e soprattutto il pontile galleggiante, quello che in qualche modo ostacola quel processo di rigenerazione del borgo. Quindi mi ha veramente lasciato interdetto, per non dire altro. Voi potete avere un ruolo in questo o no? Sì, tant'è vero che stiamo studiando delle possibili iniziative o degli incontri in questi giorni per capire se le idee che abbiamo in mente siano realizzabili oppure no. Per adesso non lo dico magari, perché prima voglio vedere se è un metodo percorribile, però mi sembra anche singolare, direttore, quando si dice puoi fare il pontile galleggiante, che non si potrà mai realizzare senza accedere al molo già esistente, però non puoi toccare il molo esistente. Mi ricorda quando un vecchio cliente di mio padre, a cui era stato contestato un abuso edilizio, mio padre gli disse: guarda che in effetti l'abuso edilizio c'è, ti imporranno la demolizione. Lui disse: avvocato, mi faccia demolire tutto, ma non l'attico perché è quello per mia figlia. Ecco, mi sembra un po' lo stesso costrutto, non lo so come si fa a realizzare un molo al centro senza però andare a incidere sul molo preesistente su cui deve essere ancorato questo molo centrale. È chiarissima, sindaco. Vedremo gli sviluppi prossimamente e anche il vostro intervento. Parliamo di Catania, riparliamo di Catania, capitale della cultura, come candidatura. Naturalmente oggi pomeriggio dovrebbe essere confermato al Palazzo della Cultura questo evento per appunto diversi soggetti che parteciperanno. Cioè, che appuntamento è questo? Allora, da qui correrò al Palazzo della Cultura perché c'è l'appuntamento con tutta una serie di associazioni che si sono proposte per interagire nella realizzazione di questa elaborazione di idee, che poi confezioneremo assieme alla società che ci assisterà in questo percorso. Quindi credo che abbiano aderito vorrei dire una cosa inesatta, mi pare una quarantina di associazioni, naturalmente è aperto a tutti, chi desidera può venire. Quindi anche oggi pomeriggio alle 15, c'è la possibilità di aderire in qualche modo. Ingresso libero, perché bisogna essere bravi rispetto a tante opportunità che noi abbiamo, dobbiamo essere bravi a selezionare quelle che più ci fanno essere in grado di proporci come candidato vincente. Questa è la candidatura, ricordo, per Catania Capitale della Cultura del 2028. Scusi, che immagine ha di Catania per quanto riguarda questo, sindaco? Lei è una bella domanda questa qui. L'importante è che il nostro lavoro venga compiuto non solo in ragione di un possibile successo, ma anche per il solo fatto che ci stiamo candidando, nel senso che noi dobbiamo essere bravi a costruire attraverso questo processo di candidatura un architrave che ci permetta di connettere maggiormente le varie parti del territorio, creare quella, chiamiamola, struttura identitaria che colleghi i cittadini alla città, perché l'abbiamo sempre detto, è ciò che è probabilmente un po' deficitario a Catania. Questo amore che pervade tantissimi catanesi per la propria città li riguarda soprattutto quando vanno via da Catania. I catanesi in città sono un pochettino più distratti. Se noi riusciamo a far comprendere, mi sembra anche brutto far comprendere, sembra che abbia un ruolo didattico, se noi riusciamo però a convincere che Catania è una parte di ciascuno di noi, forse avremo più riguardo nel rispettarla e nel curarla come si deve. Un'occasione che potrebbe arricchire l'identità dei catanesi, per usare una parola grossa. Assolutamente. Grazie sindaco, noi facciamo una breve pausa, dopo toccherà a voi. 342 74 55 005 i vostri WhatsApp, poi l'email Sicilia24Focus
@telecorro.it. Vi aspettiamo con le vostre domande, le vostre osservazioni e anche le vostre segnalazioni, come ha detto il sindaco, molto utili. A dopo. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Tocca a voi per le vostre domande, i numeri li vedete sul lato destro del teleschermo, vediamo se dalla regia ci possono già mandare un messaggio. Eccolo qua, buon pomeriggio, sollecito la premura a ridipingere le strisce sulla circonvallazione, quasi invisibile tra alberi e raggi del sole. No, e invece questa è una precisa volontà nostra, nel senso che noi stiamo cancellando le strisce, gli attraversamenti che non sono assistiti da semaforo, perché diventa pericoloso, perché una volta che l'utente della strada sa che ci sono attraversamenti semaforizzati, c'è il rischio che non presti altrettanta attenzione a quelli non semaforizzati. Quindi stiamo provvedendo con una cancellazione però più radicale. Il nostro telespettatore ha ragione, perché in effetti in questo momento sembra una situazione un po' equivoca, però abbiamo finalmente, mi pare, acquistato una macchina che provvede alla scarificazione quel che basta per cancellare le strisce, perché sennò se uno passa il cotone sopra non risolve nulla. Comunque è importante anche che attraverso la nostra trasmissione, certo, emergano queste notizie. Lo si sappia, cioè attenzione, fate attenzione nell'attraversamento della circonvallazione solo con i semafori pedonali. Altre domande vostre? Buonasera signor Sindaco, a seguito della mia segnalazione del 19 marzo, riguardo, niente meno, un po' di mesi fa, riguardo la via Fulci, zona Borgo, suggeriva la possibilità di una striscia verticale bianca in modo da delimitare il muro dalla carreggiata. E ora dice, io avevo segnalato questa cosa a marzo, a tutt'oggi non ho ricevuto risposta. Via, stiamo parlando Fulci, no, peraltro io ricordo proprio che all'uscita della trasmissione andai a vedere e mi resi conto di com'era la situazione, per cui non c'è una fascia di percorrenza sicura per il pedone, ma io ricordavo di averla segnalata, ha fatto bene a ricordarmelo, perché quindi quella zona bianca servirebbe semplicemente una sorta di marciapiede, creare un marciapiede ma che non esiste, cioè non esiste. Una fascia di rispetto per i pedoni. D'accordo. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Notizie sul parcheggio di Piazza Pietrolupo, grazie. Allora, Piazza Pietrolupo non sarà un parcheggio, Piazza Pietrolupo noi la stiamo riqualificando per realizzare proprio un'intera piazza aperta, perché in effetti all'origine, quando ancora io ero assessore della precedente amministrazione, nella elaborazione dei piani urbani integrati avevamo chiesto che si immaginasse un parcheggio interrato. Poi non sono bastate le risorse, quindi quel che avevamo a disposizione avrebbe consentito di realizzare solo un piano interrato per avere un numero di posti anche inferiore rispetto a quelli che c'erano limitati. E allora abbiamo fatto un progetto di riqualificazione complessiva che secondo me verrà molto bello, nel senso che darà molta ariosità alla piazza. Abbiamo comunque noi guadagnato rispetto alla situazione di prima una cinquantina di stalli, ma desidero anche ricordare che fra dicembre e gennaio dovrebbe trasferirsi interamente nella zona del Gadiro Gadirei, tanto per dirci, dell'ex Racchetta, la Polizia di Stato, e quindi libererà quell'ottantina di stalli che erano destinati alla Polizia di Stato. Ma Piazza Pietrolupo quindi che succede? Che diventa? Piazza Pietrolupo diventa una palestra interamente, una piazza interamente aperta, riqualificata, che permetterà anche di essere molto più interessante da un punto di vista estetico, con un'area verde, anche se non sarà interamente a verde, abbiamo compiuto una scelta determinata dalla particolare caratteristica di quella piazza. Andiamo a riqualificare anche la piazza Maiorana, e adesso tra poco si dovranno provvedere all'inizio dei lavori, ci sarà anche un intervento di demolizione che deve essere compiuto sotto Quindi il nostro ascoltatore ha avuto tutte le idee e i progetti che sono in discussione. Buongiorno, da 2 mesi è chiusa la corsia sud del viale Carlo Azeglio Ciampi sotto l'asse attrezzato. Quanto tempo deve passare per aprirla? Stefano Rinaldi. Quindi dice corsia sud di viale Carlo Azeglio Ciampi sotto l'asse attrezzato. Non sapevo neanche che fosse chiusa, non so per quale motivo. Si può rimettere quel messaggio? Corsia Sud. Ce l'hai segnato? Sì.
Eccolo qua. Corso Azeglio Ciampi. Corsia Sud, Viale Ciampi, sotto l'asse attrezzato. E lì da 2 mesi, dice a questo signor Rinaldi, è chiusa la Corsia Sud. Così mi segno anche la via State Fulci. vedendo come debitamente il sindaco prende nota nella sua agenda. Siamo tornati al passato, quanto era bello annotare con carta. Sì. Ora, Annotiamo sul telefonino, non si ricorda mai dove l'ha messo. sì, 1 e 2 facciamo fatica a scrivere come i ragazzini a scuola una volta. Vediamo ancora altri messaggi. Buonasera Sindaco, quando verrà approvato il rendiconto? Un domandone, eh? No, domandone, io presumo che sia, e lo comprendo, uno dei 100 dei vigili che attende di essere assunto. Il problema del rendiconto non dipende solo dal Comune, dipende anche dalle attività concentriche, definiamole in questo modo, delle partecipate. C'è Sidra che sta avendo qualche ritardo nella compilazione del loro bilancio, ma che diventa per noi presupposto per approvare il rendiconto, quindi non me la sento di dare un termine. Io spero sempre che noi entro l'estate lo si possa approvare, altrimenti sarebbe veramente... Entro l'estate, Io sì, altrimenti, però non dipende solamente da noi. Io fino a questa mattina mi sono visto con il presidente di Sidra e gli ho spiegato quanto diventa importante per noi, decisivo, indispensabile approvare il rendiconto. Grazie. Andiamo avanti. Però ecco, se ho indovinato, se si tratta di uno dei 100 vigili, siamo noi che abbiamo interesse ad assumere Perché avete loro. bisogno Ma di loro. certo, assolutamente. Va bene. Buongiorno signor Sindaco. A Viale Nitta, se sto leggendo bene, 7, avete fatto le piste ciclabili. Prima passavano a pulire, ora non si vede nessuno, grazie. Dice, come avete fatto la pista non puliscono più. Non so da chi dipende, cioè se questa è un'attività che devono Nitta. compiere le società. Lo rimandiamo così. No, Nel frattempo non c'è il sindaco bisogno. prende nota, vedete che Visto. ormai funziona così con la penna, è bello questo. Intanto vi ricordo 342 74 55 005, ma lei lo sa che quando annunciamo il suo arrivo veniamo invasi con molto piacere e vi ringraziamo di messaggi. Ancora un altro, prego, dalla regia. Buongiorno, da anni cerchiamo di eliminare, attenzione, questo è importante, gli incendi dolosi nella parte verde di via Palermo. Alcune famiglie hanno avuto seri danni alle abitazioni. Riusciamo finalmente a fare qualcosa? Via Palermo. Se mi dice che sono incendi dolosi, diventa più inquietante la cosa. Il problema è che se fossero incendi casuali, a quel colposi, forse ieri diceva anche. Se fossero colposi, a quel punto è chiaro. Colposo vuol dire uno non lo vuole fare, esatto. però fa una stupidaggine. Diciamo. Allora a quel punto basterebbe la sola pulizia dell'aria, cosa che stiamo facendo con una certa energia. Se sono intenzionali è chiaro che là c'è l'opera dell'uomo e allora, non potendo pensare di mettere un servizio di polizia permanente, diventa difficile. Mi auguro solo che non si verifichi, nel senso che si tratta di un lapsus nello scrivere, che si tratti pertanto di incendio di sterpaglie nato casualmente per effetto dell'incuria del caldo anche. o del caldo, a cui però stiamo apponendo rimedio. Mi auguro che sia questo, altrimenti sarebbe grave, perché mi piacerebbe capire se dietro c'è un fine sottostante, come spesso accade. Sì. Allora, vediamo, salve Sindaco, questo è familiare. Si può fare maggiore attenzione nel tratto di confine tra il comune di Catania e il comune di Aci Castello? C'è un famoso locale che fa le serate e blocca di fatto il traffico. Allora, Catania, Aci Castello... Sì, ma ho compreso anche quelle del locale. Ma il discorso è che diventa difficile organizzare un servizio notturno solo destinandolo a quell'area, perché ovviamente noi la notte disponiamo di molte meno risorse e non le possiamo noi concentrare solo su una parte della città. E quindi? Però qualche passaggio lo dobbiamo compiere. Dopodiché mi piacerebbe anche che, secondo il mio schema mentale, provvedano quelli del locale, sapendo che altrimenti potremmo vedere se riusciamo a revocare le autorizzazioni. Sì, no, perché o lavoriamo su nelle difficoltà o troviamo una collaborazione reciproca. Volete fare attività di impresa? Aiutateci a mantenere una condizione di benessere per tutti quanti i cittadini che non fruiscono della vostra attività, altrimenti noi non vi consentiamo di protrarla. Il messaggio è partito chiaro. Adesso l'ultimo messaggio è vostro. Semaforo spento
quello pedonale a Nesima Metro. Un bel po' di appunti. Il sindaco prende nota e così vediamo se poi questo lo possiamo risolvere rapidamente. E adesso lei va Palazzo della Cultura. al Palazzo della Cultura, ma forse un altro, sì, buongiorno, da 2 settimane a causa di un tombino malconcio su Viale Libertà, tutti i bus MTS sono costretti a deviazione, lasciando scoperta via Umberto e lo stesso Viale della Libertà, e si firma Toni. Qui siamo un tombino che è mezzo storto, non si capisce, su Viale della Libertà, per cui costringe gli autobus a deviare. Ma questa mi giunge nuova ed è anche sorprendente, quindi la verificherò immediatamente. Lasciando scoperta via Umberto e lo stesso Viale della Libertà. Tombino. Questo qua. Questo tombino. Va bene, il sindaco lo ringraziamo molto perché prende L'unica nota. cosa è che mi è saltato Adesso un messaggio dal semaforo spento pedonale di Tombino su Via Libertà. possiamo rimandarlo questo? No, il penultimo. Penultimo, forse, il penultimo, se ci riusciamo, se no non è possibile e glielo segna. Eccolo qua. Nesima Metro. No, allora questo sarà. Ora poi quando vado di là vado a recuperarmi quello prima. Lo segnaleremo brevi manu, come si diceva una volta quando ci si consegnava le cose. Grazie molte per essere stati con noi. Grazie al sindaco per Grazie a voi. aver partecipato con questo suo calore a questa nostra trasmissione. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì. Assolutamente. Bene, grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi in ascolto e grazie ancora.